La politica, nuovo faccia a faccia a Padova tra Salvini e Zaia, il primo dopo la bocciatura in Senato del terzo mandato. Il leader del Carroccio svela di avere un'idea per Zaia che riguarda l'Europa. Da Verona intanto Tajani lancia Tosi. Vizio parziale di mente, capacità grandemente scemata di intendere e volere al momento dello schianto sono le conclusioni dell'incidente probatorio sulla 33enne che provocò la strage di Santo Stefano. L'addio straziante a Leonardo Floriani, il 24enne morto in casa una settimana fa a Spresiano. Nel pomeriggio l'addio allo stadio del rugby di Villorba davanti a 3.000 persone. Padova tentano di rapinare un ragazzo di 13 anni, 3 minorenni arrestati dalla polizia, gli agenti allertati dalla telefonata della vittima. Sicurezza a Mestre, il prefetto di Venezia esprime la sua solidarietà a Giampaolo Conte dopo la tentata aggressione subita in via Piave e lo fa chiamandolo personalmente. Caso di codice rosso alle porte di Treviso, 50enne bloccato e arrestato in flagranza dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia, vittime di anziani genitori. Si è conclusa oggi la demolizione della tribuna dello storico stadio Appiani di Padova, dopo Pasqua i lavori che si concluderanno entro l'anno. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, la politica in primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali, con il faccia a faccia che c'è stato questa mattina a Padova al centro congressi tra Matteo Salvini e Luca Zaia. Salvini che si trovava in Veneto per parlare di infrastrutture, ma inevitabile parlare di politica, inevitabile parlare di terzo mandato e del futuro proprio del governatore Zaia. Ci sono degli aggiornamenti importanti perché Salvini vede Zaia in Europa. Io un'idea ce l'ho, ovviamente lui ama il Veneto, ha fatto miracoli per il Veneto, se portiamo a casa l'autonomia, le Olimpiadi, miliardi di euro per le infrastrutture è anche grazie all'impegno suo e della Regione, visto che nei prossimi anni molti degli snodi fondamentali passano dall'Europa, diciamo che anche un difensore del Veneto in terra d'Europa sicuramente ai veneti potrebbe essere utile. No, non voglio, Zaia potrebbe fare quello che vuole, però se bocciano il terzo mandato, io non posso mica imporlo per legge il terzo mandato. Dopo la bocciatura in Senato dell'emendamento per il terzo mandato per i presidenti di regione, il futuro di Luca Zaia sembra viaggiare verso Bruxelles. Matteo Salvini a Padova lancia la volata in Europa al governatore veneto se non potrà più essere ricandidato alla guida della regione. Il nodo del candidato alle regionali diventa l'ago della bilancia nei rapporti della maggioranza di governo. Noi lavoriamo per il centrodestra unito, ovunque. Non c'è Zaia in Veneto, la Lega vuole andare da sola. Lavoriamo per un governatore leghista col centrodestra unito. C'è chi dice che gli accordi romani la Meloni li lascia la Lombardia e il Veneto a loro. No. Questo... Fantasie. La Lombardia ha votato un anno fa. In Veneto conto che ci sarà una buona guida leghista come c'è da tanti anni a questa parte. Quindi un accordo con Fratelli d'Italia? Col centrodestra unito, come è stato unito in tutte le elezioni regionali che abbiamo vinto. Il PD definisce le parole del segretario del Carroccio come una pietra tombale sul quarto mandato di Zaia, e mentre Salvini a Padova parlava di centrodestra guida Lega in Veneto, il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani da Verona faceva il nome di Flavio Tosi come candidato forzista alla guida della regione. Il leader leghista rassicura poi sui rapporti con Giorgia Meloni, l'ho sentita anche ieri, ma Salvini in Veneto deve fare i conti anche con i malumori all'interno del suo partito. Su migliaia di amministratori locali, se ce ne sono 2 o 3 che hanno qualche problema, le garantisco che su Veneto c'è questo attacco alla Lega, cioè alla Lega. È un attacco molto giornalistico che interessa a voi e io apprezzo il vostro mestiere perché faccio il giornalista anch'io. Poi oggi ci sono centinaia di sindaci con cui sto lavorando per il futuro, non per la polemica. Io lavoro, mi pagano per lavorare, non per polemizzare. Se sono 2 o 3 persone che la pensano in maniera diversa su migliaia e migliaia di amministratori iscritti in Veneto, ce ne faremo una ragione. La visita a Padova è stata l'occasione per presentare tutte le infrastrutture previste in tutta Italia, con un focus per il nord-est, con il completamento degli ultimi cantieri della Pedemontana e la linea dell'alta velocità. Adesso noi stiamo seguendo coi tempi PNRR, chiusura giugno 2026, ho fatto i sopralluoghi sui cantieri, la tratta fra Brescia, Verona e Vicenza. L'obiettivo poi è arrivare a Venezia e arrivare a Trieste. Insomma, Salvini ha parlato del futuro di Zaia, ma a Padova c'era anche il diretto interessato. Io leggo un sacco di cose rispetto al mio futuro. A volte sono entusiasmanti, altre volte imbarazzanti, altre volte sono veramente dei voli pindarici. Non aggiungo altro, nel senso che
il mio futuro lo programma quando sarà ora di programmare il mio futuro. Vedo però che molti sono interessati al mio futuro, quindi come si dice, dormi preoccupato. Un volo pindarico forse non lo farebbe, ma uno per Bruxelles forse lo vorrebbe prendere. Luca Zaia glissa sul suo futuro e cerca di frenare le voci sul suo destino che oramai, dopo le parole di Salvini, è sempre più vicino all'Europa. La bocciatura in Senato dell'emendamento sul terzo mandato per sindaci e governatori almeno all'apparenza non lo scompone, ma parliamo appunto di apparenza. Io non vivo dell'ansia del terzo mandato e non perdo sonno per questo, e penso che i cittadini debbano essere rispettati, dopodiché il Parlamento sovrano deciderà se continuare in questo Paese a bloccare il mandato ai sindaci e ai governatori e garantirlo a vita a tutti gli altri, oppure uniformare il tutto. In via di principio anche giuridica l'emendamento è presentabile in qualsiasi provvedimento da qui fino allo scadere del problema, e diciamo che è un tema che deve affrontare il Parlamento. Non perdo le mie giornate per queste robe. Il presente per Zaia è l'autonomia e il governatore nega che ci sia stato uno stop al disegno di legge. A me non risulta che ci sia uno stop all'autonomia, l'autonomia va avanti, c'è questo provvedimento in discussione alla Camera, verrà votato alla fine perché accadrà quello che è accaduto al Senato. Se non fosse così vorrebbe dire che la maggioranza viene meno uno dei pilastri del programma di governo. Per Zaia l'incontro con Salvini è stata l'occasione per annunciare la prossima inaugurazione prevista lunedì a Trissino nel Vicentino di 2 nuovi bacini di laminazione, il punto degli ultimi cantieri della Pedemontana. Pedemontana verosimilmente faremo i 2 innesti sulla 4 in direzione Milano e Venezia alla volta di fine aprile, primi di maggio. La cronaca giudiziaria ci porta a Belluno questa mattina l'incidente probatorio su Angelica Hutter, la 33enne tedesca accusata della strage di Santo Stefano di Cadore. È durata poco meno di 2 ore la Camera di Consiglio per l'incidente probatorio che questa mattina nell'aula al primo piano del Tribunale di Belluno ha messo in fila gli esiti di tutte le perizie svolte dalle parti per blindare la perizia psichiatrica su Angelica Hutter, la 33enne tedesca che il 6 luglio dello scorso anno a Santo Stefano di Cadore investì e uccise Marco Antoniello e suo figlio Mattia di soli 2 anni e la nonna di quest'ultimo, Maria Grazia Zuin. Angelica Hutter al momento dei fatti aveva una capacità di intendere e di volere grandemente scemata. A queste conclusioni sono arrivati tutti i periti, ad eccezione di Josef Schwitzer della difesa, che ha sostenuto il vizio totale di mente e l'incapacità di intendere e di volere della donna, che questa mattina era in aula, affiancata dall'interprete del suo legale Giuseppe Triolo. Io penso che sia indubbio e penso che sia emerso in maniera evidente che questa ragazza è sicuramente necessita di stare in una struttura in cui venga curata prevalentemente. Il processo ad Angelica Hutter potrà essere celebrato regolarmente. Per i familiari delle vittime, assistiti dall'avvocato Alberto Berardi del Foro di Padova, dello studio 3A Valore e da 4 consulenti tecnici, nessuna condanna, nessun risarcimento, nessuna azione umana potranno mai restituire in vita le vittime. Ciò premesso, le parti offese hanno preso atto delle conclusioni dei periti e ringraziato Procura e Tribunale di Belluno per lo scrupolo e l'attenzione riservati. Al termine dell'udienza, Angelica Hutter è stata riaccompagnata al carcere veneziano della Giudecca, dove è reclusa da 8 mesi. I termini della carcerazione preventiva scadranno il prossimo 25 marzo. Oggi, ha riferito l'avvocato Triolo, l'ho vista meglio delle altre volte anche grazie alla terapia che sta assumendo in seguito a trattamento sanitario obbligatorio. Che è indubbio che quello che ha commesso è gravissimo e che non ci sia parola da esprimere per quanto è successo alle persone offese, e questo non c'è dubbio. Però non è mettendo in carcere e buttando via una chiave che si risolve un problema. Ora l'iter giudiziario torna in capo al PM Simone Marcon, a cui spetta la richiesta di rinvio a giudizio. I tempi si presumono brevi, presumibilmente già per il prossimo mese di aprile. Nel pomeriggio di oggi a Villorba l'addio straziante a Leonardo Floriani, il 24enne rugbista morto una settimana fa in casa per un malore. Leo, facciamo così. Intanto che aspettiamo che questa angosciosa assenza lasci il posto ai dolci ricordi della tua persona, tu vola in alto, con i tuoi sogni, sempre, col tuo splendido sorriso ed i tuoi meravigliosi occhi color cielo.
Un'ultima cosa volevamo dirti, tutti insieme noi, oltre papà, mamma e Filippo, tutti insieme noi siamo orgogliosi di te. E zia Patrizia leggere la lettera scritta da mamma Sabrina a papà Antonio e dal fratello minore Filippo in uno stadio del rugby che li ha avvolti in un abbraccio collettivo. Quasi 3.000 gli amici e conoscenti che hanno voluto dire addio a Leonardo Florian, per tutti Flo, il rugbista di 24 anni morto in casa dopo un malore poco più di una settimana fa. L'ultima meta nel campo che lo ha visto crescere tra le file del Villorba, un gigante buono che non amava le formalità e gli stereotipi, un concentrato di forze e sorrisi, ricordano tutti, dal capitano della squadra alle compagne della formazione femminile. Ti bastavano pochi momenti e riuscivi ad entrare in sintonia con chiunque avessi davanti in quel momento. Il tutto ovviamente accompagnato dalla tua solita stretta di mano di una potenza inaudita. Flo, sicuramente quando vedrò la porta semichiusa della palestra, con della musica mi verrà in mente. Prometto di non mollare, prometto di portarti con me in ogni momento di debolezza e di gioia. Continueremo a cantare per te e tu sarai per sempre con noi a sostenerci. Ti voglio bene, amico mio. Gaga. E il tuo vocione scherzoso riecheggerà per sempre sotto quegli spalti. E oggi tocca a noi, Flo. Tutte assieme ti tendiamo la mano chiusa per battere il pugnetto, esattamente come tu facevi con noi. Bello e impossibile, ma estremamente sensibile. I ricordi scorrono mentre il feretro viene accompagnato dai compagni di una vita troppo breve, gli applausi e la musica del gladiatore. Infine il saluto di mamma Sabrina che si avvicina alla bara di legno chiaro abbracciando la bandiera del Villorba. Sul campo da gioco si trattiene il respiro. Ciao Leo. A Padova 3 minorenni arrestati dalla polizia avevano tentato di rapinare un ragazzo di 13 anni. Accerchiato dalla banda, picchiato e minacciato, la vittima, un 13enne padovano, aggredito lunedì pomeriggio da 3 ragazzi che lo volevano rapinare. Si tratta di un 15enne, un 16enne e un 17enne che sono stati individuati e arrestati dalla polizia, allertata dalla telefonata della vittima. L'aggressione è avvenuta in zona Ponte Molino. Il 13enne era in sella alla sua bici quando è stato bloccato da un gruppetto di giovani che, minacciandolo, gli hanno chiesto di consegnare tutti i soldi. Al rifiuto del 13enne hanno iniziato a schiaffeggiarlo e a frugare nella sua borsa tracolla. Non trovando nulla, lo hanno preso anche a calci. Il 13enne però è riuscito a dare l'allarme e quando la volante è arrivata, la baby gang era già scappata. I 3 aggressori sono stati individuati poco lontano da Piazzetta Forzatè, giovani di 15, 16 e 17 anni. Hanno tutti precedenti in materia di reati contro la persona e reati contro il patrimonio. Il più piccolo ha spintonato gli agenti che lo volevano identificare ed è stato denunciato. Anche per questo si è scoperto che insieme al 17enne la sera prima aveva danneggiato e rubato in un supermercato di Piazza De Gasperi insieme ad un 27enne. Tutti e 3 sono stati arrestati per tentata rapina in concorso. Il 15enne e il 16enne sono stati portati all'Istituto per minori di Treviso, mentre il 17enne è stato affidato ai genitori. Un quarto ragazzo, invece, era solo presente ma non ha preso parte all'aggressione. Sicurezza a Mestre, vi raccontiamo la storia di Giampaolo Conte. Questo ragazzo che mi si è avvicinato mi ha detto: se non mi aiuti io sono disposto a mandarti all'ospedale, così, di brutto, in perfetto italiano. Il malintenzionato sarebbe certamente passato dalle minacce ai fatti se Giampaolo Conte, dopo essersi rifiutato di consegnargli il denaro richiesto, non si fosse messo a correre, mettendosi così in salvo dal delinquente che nel frattempo si era messo ad inseguirlo, correndogli dietro a sua volta, decidendo però di fermarsi all'entrata del vicino hotel, dove invece Giampaolo Conte, insieme al suo cagnolino, aveva fortunatamente trovato riparo e aiuto. Al che
visto che io puntavo diretto sull'albergo, lui si è fermato. Ho ricontrollato, ho visto che è tornato indietro, è tornato sui giardini, al che sono ritornato indietro anch'io verso i giardini e nel frattempo ho chiamato il 112. Il fatto mercoledì sera a Mestre, poco prima delle 22, nei pochi illuminati giardinetti di Via Piave, visto che da giorni alcuni lampioni sono privi di luce, quando Conte, uscito come sempre in passeggiata con Black, il cagnolino di razza Pinscher, si era imbattuto in questo delinquente. Se io non prendevo la decisione di scappare, questo sicuramente non sarebbe stato fermo, perché me l'aveva promesso ed era determinato a questo. Volto storico e noto in città per non aver paura di denunciare cosa non va, documentando anche con foto e video spaccio e degrado, Conte, dopo questa nostra intervista, ha ricevuto anche la solidarietà del prefetto Darco Pellos, che lo ha chiamato personalmente al suo telefonino. Io per fortuna sono scappato, ecco, e non ho subito questo, però io mi sento ancora scosso da questa situazione. Anche Conte prenderà parte alla marcia con cui le 36 associazioni del territorio chiedono maggiore sicurezza a Mestre. Sicuramente ci sarò e speriamo che sortisca qualcosa di buono e veramente importante e che serva per la cittadinanza, diciamo, questa marcia. Sempre per la cronaca, a Treviso è scattato il codice rosso, un cinquantenne è stato arrestato dopo aver pesantemente ferito, malmenato gli anziani genitori. Si trova dunque arrestato, è stato appunto fermato in flagranza di reato, ma vi daremo tutti i particolari nel TG di Treviso alle 19:30. Ritorniamo a Padova, dove è stato presentato il premio di laurea intitolato a Giulia Cecchettin. C'era anche Papagino. A me fa sempre piacere presenziare e ricordare Giulia, anche se per me è sempre un dolore. Ricordo che un qualsiasi tipo di evento per me fa male. Però lo faccio perché Giulia ha segnato un po' una svolta, la prima nella mia vita, l'evento più triste di tutta la mia vita, ma mi ha fatto prendere coscienza. La consapevolezza di cui parlava prima l'onorevole Semenzato mi è arrivata in un botto, un giorno di novembre, e da lì ho deciso che ho il dovere morale come cittadino di fare qualcosa, perché ho capito che Giulia, nella sua semplicità, nel suo amore, aveva scardinato un qualcosa. Un dovere morale, così spiega il suo impegno in nome di Giulia Gino Cecchettin. Tutto è cambiato dopo il 25 novembre. Permettetemi di dire anche da vigliacchi non far nulla. È come vedere un incidente e andare avanti. Io mi sono sempre dedicato alla famiglia, al lavoro, e per la prima volta nella mia vita voglio prodigarmi per qualcosa di diverso. E la motivazione arriva tutto da quell'essere magnifico che era mia figlia, che tutti i giorni non smetto di ricordare. Cecchettin parla durante la presentazione del premio di laurea, intitolato a sua figlia, per diffondere la cultura del rispetto in tutti i campi della ricerca, del lavoro, dell'economia e della comunicazione, promosso dalle donne di Coldiretti, in collaborazione con l'Università di Padova. Vogliamo premiare proprio quella facoltà trasversalmente che riuscirà a trovare il modo di contrastare la violenza, soprattutto attraverso la diffusione di buone pratiche di rispetto, di buona comunicazione. Anche per l'Università di Padova il 25 novembre è stato uno spartiacque. Io sono sicura che ci sia più consapevolezza. Come in tutti i fenomeni, quando se ne parla di più è proprio il momento in cui si registrano maggiori casi. Non credo che stia peggiorando la situazione, io credo che ci sia più consapevolezza. È bene che ci sia più consapevolezza, perché allora si potrà lavorare insieme per ridurre le molestie, la violenza in generale e sicuramente il numero di femminicidi. Pubblicità fra poco.
Di nuovo in diretta c'è una buona notizia per la viabilità, perché da lunedì 18 marzo sarà riaperta anche la careggiata in direzione Trento della strada statale 47 Valsugana nel comune di Valbrenta in località San Marino. Resta il divieto di transito ai mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore alle 25 tonnellate. Dovevamo parlarvi, non facciamo in tempo, della demolizione che si è conclusa oggi della tribuna dello storico stadio Appiani di Padova. Queste le immagini, ci ritorneremo nelle prossime edizioni dopo Pasqua, i lavori che si concluderanno entro l'anno. Per il momento è davvero tutto, vi lascio al meteo, buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Bentrovati al meteo. Una debole perturbazione attraversa velocemente l'Italia, causando una lieve instabilità anche a parte del nostro territorio. Vediamo il dettaglio di sabato 16 marzo. Sul Veneto cielo a tratti nuvoloso ma con ampie schiarite soleggiate. Non sono esclusi dei piovaschi sparsi, soprattutto sui settori montuosi, ma localmente fin verso le pianure limitrofe. Temperature in contenuto aumento, minime tra 6 e 9 gradi, massime tra 15 e 19 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino il cielo sarà coperto con deboli precipitazioni sparse e quota neve a partire dai 1700-1800 metri. Dal pomeriggio parentesi più asciutte e soleggiate. Temperature minime sui 6-9 gradi, massime intorno ai 14-17 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove la nuvolosità sarà variabile, con a tratti anche nubi fitte e qualche breve rovescio a carattere sparso. Temperature minime sui 7 gradi, massime sui 19-20 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.